Buongiorno e bentornati all'Almanacco. Oggi è giovedì 18 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:52. La luna si leva alle 8:26 e tramonta alle 23:50. Oggi si celebra Santa Marina. Il nome Marina ha un'origine latina limpida e suggestiva. Deriva da marinus e significa letteralmente appartenente al mare o fanciulla del mare. Il 18 giugno ricorre la giornata internazionale per il contrasto ai discorsi d'odio, hate speech, istituita dalle Nazioni Unite nel 2022. Questa giornata serve a ricordarci che le parole hanno un peso enorme e che il linguaggio discriminatorio o peggiorativo mina la dignità delle persone e la coesione della società. Contrastare l'odio significa quindi promuovere il rispetto e l'inclusione per ogni individuo. Facciamo gli auguri a Fabio Capello che oggi festeggia 80 anni. Un traguardo straordinario per il Don Fabio del calcio italiano, prima centrocampista di classe, indimenticabile il suo gol a Wembley nel 73, poi allenatore tra i più vincenti della storia, capace di trionfare con Milan, Roma, Juventus e Real Madrid. Buon compleanno a Sir Paul McCartney che oggi compie 84 anni. Il leggendario Mac dei Beatles continua a calcare i palcoscenici di tutto il mondo, dimostrando che la musica è l'unico vero elisir di giovinezza. Con i Fab Four ha cambiato il mondo, da solista ha confermato di essere uno dei più grandi geni melodici di sempre. E infine auguri ad Isabella Rossellini che oggi spegne 74 candeline. Figlia d'arte di due giganti del cinema, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, ha saputo costruire una carriera poliedrica come modella iconica, attrice e oggi anche come documentarista e studiosa del mondo animale. Il 18 giugno 1815, un giorno che segnò la fine di un'era. Nelle campagne vicino Bruxelles si combatté la battaglia di Waterloo. Dopo ore di scontri sanguinosi, l'esercito napoleonico fu definitivamente sconfitto dalle forze alleate guidate dal duca di Wellington e dal generale Blücher, ponendo fine al dominio napoleonico sull'Europa. Lo sapevi che quando nasci hai circa 300 ossa, ma da adulto ne hai solo 206? Non è che le perdi per strada, il motivo è che durante la crescita molte ossa, specialmente quelle del cranio e della colonna vertebrale, si fondono insieme per formare strutture più solide e resistenti. Inoltre, più di un quarto di tutte le tue ossa si trova solo nei piedi, ben 52. Questo serve a creare quella struttura complessa e ammortizzata che ci permette di camminare, correre e saltare con precisione millimetrica. Buongiorno ai 12, oggi lunedì la Luna e il Leone congiunta a Venere, le signore dello Zodiaco si abbracciano e si alleano contro Plutone. Cosa succede nello Zodiaco? Ariete, per voi oggi Luna e Venere sono totalmente dalla vostra parte, ma siete anche alla distanza giusta per godere delle grazie di Plutone, quindi oggi in amore siete di nuovo tornati a essere invincibili. Toro, per voi la giornata oggi è un po' complicata, Venere è il vostro pianeta ed è in una posizione di forte quadratura alleata con la Luna. Oggi ripiombate un po' nell'incertezza, ci penserà però il vostro Marte a rendervi stabili, sereni e sicuri. Gemelli, per voi oggi la giornata è piena di novità, di attrazione e di tante novità. Nettuno però comincia a bisticciare col Sole e a insinuare qualche dubbio. Avete una curiosità di sapere come la vostra immagine di voi stessi viene recepita da qualcuno. Cancro, la vostra giornata oggi è decisamente scoppiettante, la Luna si abbraccia alla bella Venere e insieme combattono Plutone. Oggi non volete ostacoli e sarete disposti a tutto pur di eliminare determinati problemi. Leone, per voi è una splendida giornata con le signore dello Zodiaco che si abbracciano. Luna e Venere nei vostri gradi vi restituiscono proprio l'amore, mettono a tacere le confusioni e danno una nuova intesa familiare ed esistenziale. Vergine, per voi la giornata oggi è piena di forza e di energia e con un amore che sembra essere sempre più vicino e sempre meno distante, il tempo d'attesa che vi porta a un risultato di coppia apprezzabile per entrambi le parti.
Bilancia, per voi oggi è una giornata molto favorevole. Luna e Venere combattono un po' le oscurità di Plutone e finalmente la Bilancia riesce a fare chiarezza su alcune dinamiche importanti. Scorpione, opposizione di Marte e quadratura di Luna e Venere contro il vostro pianeta Plutone. Oggi il vostro oroscopo è un po' un guazzabuio di emozioni che fanno su e giù. Sagittario, stupenda giornata per voi, Luna e Venere in trigono sono meravigliosamente alleate e la vostra distanza da Plutone vi favorisce non poco. Da ora in poi potrete creare un nuovo progetto d'amore. Capricorno, i bisticci planetari di oggi non vi riguardano molto, non fosse altro perché dopo aver fatto fronte a tutta una serie di problematiche, ora state a guardare come si comporteranno gli altri con voi. Acquario, oggi è una giornata molto particolare, tutto verte di nuovo nell'amore. Alcuni di voi dovranno scoprire il perché non si riescono a lasciare andare ad una storia d'amore nuova, gli altri invece avranno un vero e proprio colpo di fulmine. Pesci, giornata che vi fa sorridere, un guazzabuglio di amore e di emozioni che fanno su e giù e poi ben contenti di leggerle e di farvene attraversare. Il 18 giugno 1940, in uno dei momenti più critici della Seconda Guerra Mondiale, Winston Churchill pronunciò ai comuni il celebre discorso "This was their finest hour". Le sue parole cariche di sfida e coraggio furono fondamentali per preparare il popolo britannico alla battaglia d'Inghilterra e alla resistenza contro l'avanzata nazista. Less is more, meno è più. Questo celebre motto è nato nell'architettura moderna grazie a Mies der Rohe per esaltare il valore dell'essenzialità. Oggi è una vera filosofia di vita. Ci insegna che togliere il superfluo negli abiti, nell'arredamento, nelle parole non significa perdere qualcosa, ma dare più valore a ciò che conta davvero. Santa Caterina da Siena, una delle figure più carismatiche del Medioevo. Donna di fede incontrollabile, fu capace di sfidare i potenti del suo tempo, compresi i papi, con le sue lettere infuocate. La sua vita fu un estremo sacrificio d'amore, digiuni severi che la portarono a pesare pochissimo e visioni mistiche che l'accompagnarono fino all'infanzia. Morì a soli 33 anni lasciando un'impronta indelebile della storia e nella cultura italiana. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. E con questo splendido invito a godervi ogni istante di questa giornata, di questa vita, io vi ringrazio per aver scelto il nostro almanacco. Vi aspetto anche domani puntuali per iniziare insieme un nuovo giorno e scoprire tante curiosità dal mondo intero. Buona giornata dalla vostra Jaire.